E ora mi adesso che leso quello che mi sento intanto ecco, io mi corregge cosa sbaglio. Cioè mi dice se ho detto giusto, se ho scritto giusto. Mica dice quello che ho capito parlando con quelli del Canisano. Cioè abbiamo visto perché magari loro una roba che diciamo in una maniera non ha visto un magari capisci? E ora col sente qualcosa che non va mi dice. E ora diamo ora un'occhiata al ciclo completo delle operazioni di macina del grano dal suo ingresso al mulino alla sua uscita sotto forma di farina. Appena entrato al mulino il grano viene pesato sulla bassa cuna e io mi ha detto che si chiama bascula. Un'apposita bilancia che... Sì, perché aspetta, mi tocca andare a parlare se metto il vocabolario se puoi avere. Poi il mugnaio una volta apriva, non so adesso, apriva il sacco, mi ha detto Stippi, e vi affonda la mano per estrarne una manciata. È un colpo d'occhio ma sufficiente per dare un'idea della qualità del prodotto e per evitare eventuali successive contestazioni da parte del produttore. Sì, c'è giusto? Per vederlo anche se è netto o sporco o cosa come capisci. E dopo anche qualcosa. Sì, perché da una qualità del frumento passa differenza, ma tanta anche. E da cosa vedo io? E si vede dal grano e anche sentendo anche se è secco o non secco, capisci? Perché se è secco naturale va bene, ha una resa, se non è secco naturale è un'altra resa. E quale sarebbe la misura giusta di umidità? Il 13%. 13-14 insomma. No, perché è passato. E a differenza che mi diceva ora fra vario tipo di umidità, ad esempio, se il grano è più umido cosa succede nella farina? È più crusca. Più crusca? Più crusca. Perché? Per forza, perché non si può curarlo bene con la macchina e neanche quei cosi, neanche quei cilindri, capisci? Perché resta sempre con la macchina. Resta su tanta farina nella crusca. Se è umido? Sì, per forza, perché non si può struccare, capisci? Ho capito. Anche nei cilindri, nei laminatoi, insomma, che si dice laminatoi, quando chi lo deve tirare via proprio il fine della farina del grano, no? Qui attaccata alla crusca, ne puoi tirare via perché sennò la si attacca addirittura sui laminatoi, sui rulli del laminatoio. Quindi con l'umidità meno resa di farina. Più umido è il grano all'origine, diciamo all'ingresso nel mulino. Meno farina esce, più semola, più crusca, più perché resta la farina attaccata nella crusca. Non si può, insomma, le controproducenti. Capisci? Né sciaccarla, né dare dei fornelli, né niente. E anche se è solo il 15 di umidità, però non si può neanche perché bisogna consegnare quel 15 per legge quel 15 di umidità. La farina? Sì. Capisci? Allora, in base al grado di umidità, il mugnaio poi regola la distanza delle mole. Sì, giusto, per forza, perché se è secco mi posso abbassare la moia e tirare via tutta la farina che è nella crusca. Mentre se non è secco mi tocca tenere la moia alzata e che resta farina. È quasi un tosato che è uno che ha 40 anni. E non sa, io non si ricordava quelle moie, infatti mi ha detto esattamente il contrario, senti. Chi che vuole più fine e chi che vuole più grossa? Se il grano è asciutto, le macine restano più distanti, mi ha detto. Se invece il grano è umido, le macine vengono più abbassate. No, contrario? Tutto contrario, tutto contrario. Vedo, in contrario, veramente. Sì, al contrario. Ho capito, vedi come va appena rossa? Bisogna andare a parlare con i maestri. Sì, ma guarda, è giusto il senso, capisci? Se la roba è secca, se puoi struccare qua buono e caricarla del grano, che ammazza e porta fuori. Invece quando è così umida, non riesce di andare fuori, allora bisogna stare qua moia alta, che abbia la sua velocità e che la butti fuori. E buttandolo fuori non viene curata bene, no? Perché la macchina non può sfregarla di tirare via proprio tutta la farina fino alla fine. Perché mi se io mostro la crusca, no? La vede tanta da una parte che da che altra. Mi capisci? Se sei umido, per forza, da che parte dove si attacca la farina del grano, no? La farina del grano, da che parte dove si attacca la resta attaccata di più sulla crusca, e allora la crusca viene fuori più pesante perché è farina sua, capisci? E allora viene fuori meno resa. Abbiamo chiarito a questo punto, sennò è esattamente il contrario. A questo punto si deve distinguere se il grano è grano turco, cioè si deve distinguere fra grano turco e frumento. Sì, in questo si distingue per forza. In questo secondo caso, infatti, abbiamo un muin cosiddetto de bianco,
Il cereale deve passare ad un preventivo abburattamento che permette una sua completa pulizia. Pulizia, sì. Prima di andare ad almacenarlo, evaporirsi, sì. Il frumento, sì. viene pulito. Anche il grano turco? Anche il grano turco. Anche il grano turco? Sì, anche il grano turco. Se per me entrambi i grani, entrambi i cereali. Tutti. Entrambi, entrambi i cereali. Sì, che sia la sua pulitura. E dove c'è che è il vostro pulitura? Dove è? De sola abbiamo. Sola. Ma se mi porto un sacco di soturco qua, dopo come fa ad andare da sola? Perché se i levatori che li porta su. Cioè come se cioè, lui, i levatori, lui non va, guarda tutto sul mulino. Adesso vieni qua, no, mostrare. Ma è sempre stati anche una volta? Sempre, per forza. E come fai ad andare su? Perché se non ho più macchine fotografiche. Viene la cinghia con i sotassi. Sempre anche i mulini vecchi, sempre. Sì, la cinghia con i sotassi che porta su la farina, no? E porta sul grano, poi su tasse. Una volta si portava su? No, ma quando ti ammasnava qua sul coso? Ma una volta con la macchina la macchina a moia sì, sopportava su. Sì, ma mi dopo invece mi sono attrezzato e buttavi su e andava su da solo. Questo è meglio. Ma noi parliamo sempre del mulino fino a 150 anni fa, mettevo. Sì, ecco, sopportava su e lei. E sopra cosa che era un criveo o cosa? No, niente, sopportava direttamente sotto la moglie una volta. Tu capisci? Sì. Veniva la buratata. C'erano i contadini che si occupava quando quello che aveva da mangiare. I soccrivevano con i settacci, perché sa che una volta dai contadini che era dappertutto, io e tutti i soccrivei, insomma, settacci, quelli lì, e lui doveva farsi la fotografia di crivei. Però che non ho più. Insomma, quando tornerà un'altra volta, come sarà morire in piedi, allora si porta via le fotografie. Anche così da vedo come che si venue, se errori. Così anche vedere se errori che rimedia e le rifà. E fa la fotografia della morte. Sì. È importante. Sappiamo che dai un numero di telefono perché ho Tommaso, ho visto scritto Tommaso adesso l'elenco. Tommaso ti dice un dì e magari no che telefonami, perché è importante così da vedo come che si venuto fuori non sia a casa. E anche il lavagrano che vuoi? Il lavagrano dopo ora, quando vedevo fuori la storia di come si chiama, che i polveri che buttava sui grani, che erano nocivi, bisognava per forza a lavarlo prima di macinarlo. Allora veniva a lavare, buttava dentro nei cassoni di riposo e rimaneva per 12 ore, dopo 12 ore veniva almacenato. Come lo lavavi? Che vasche con l'acqua e una macchina apposta, vedeva. Un lavagrano. Lo spiego com'è che c'è questo lavagrano? Un lavagrano c'era una coclea che passava il fermento dentro nel grano, è vero. Da questa coclea viene tirata su mediante l'aspirazione di una colonna verticale che lo sbatteva nuovamente nell'acqua e veniva fuori asciutto, ossia appena umido, capisci? Perfetto. Una volta sicuri che il grano è ben pulito, ora passiamo più avanti, buongiorno. Ciao Marco. Una volta sicuri che era ben pulito il grano, e veniva a versare nella tramogia. No, andava nel cassone di riposo dopo lavare. Dopo lavare. Nel cassone di riposo rimaneva per 12 ore, dopo 12 ore veniva macinato. Perfetto. E ora mettiamo che adesso si arriva nella tramogia. Come invece me? Tramogia. Che come si può definire la tramogia? Io come la definisco? Come per descriverla? Un contenitore rettangolare, un quadrangolare, insomma, imbutiforme, come forma di imbuto, ma non un imbuto, come una piramide. Una piramide rovesciata. È una piramide perché si è fatta così e così, no? Una piramide con la punta per in giù, no? Forma di piramide. Forma di piramide. Nella sua parte inferiore, infatti, sta tramogia, dove appunto è più ristretta, c'è una specie di cassiola che chiama. La cassiola, sì, come che chiamiamo? Bansera, ma. O cassiola, bansera, insomma. Canisana che chiama così. Cassiola, lei stesso sa. Che regola l'uscita del grano? Regola l'uscita del grano mediante un batterello. Un batterello. Illuga tutti che il batterello. Per forza, se lui usa la cassiola, cosa resta fermo o no? Come che chiamiamo? Un batterello. Batterello. Battarello sarà dalle nostre parti. Battarello, insomma.
Che sarebbe come se lo definisse in italiano. Un pezzo di legno. Un pezzo di legno duro, insomma, che mediante la macchina girava, lo faceva, come si dice, sgollarsi, insomma, faceva scuotersi, insomma, faceva scuotersi. Che scuote? La cassiola. Che scuote la cazziola, vero? Mediante il movimento della macchina. Battere. Perfetto. Perché nella macchina si deve dire che c'è un cerchio con 4 tappi. Scivola attraverso il buco centrale Sì, che è del corrente. del corrente. Sì. Del corrente nelle macine dove avviene la sua frantumazione. Ecco, giusto. Dalle macine con movimento centrifugo viene portato verso l'esterno attraverso i condotti dei canali. Sì, ecco sì, i canali. Con Io forza- porto a fare così. Ecco, Perché uno si è fatto così e l'altro si è fatto così. E in contrario. ah sì. Qui sopra e qui sotto, i contrari, capito? Ah, In maniera, capisco, questo stando fermo e questo correndo, questo che si è fatto così e questo che gira per qua, e lo porta a fare. Quindi questo non l'aveva scritto dopo. Beh, insomma, No, dopo ma andiamo se già sufficiente, insomma, come No, perché vuoi fare un discorso preciso abbastanza. Dopo vedrà che c'è un... metti qua Produzione, se non si... Galleria? Beh, no. Se non si vuole bruciare la produzione oraria, se non si vuole, tra virgolette, bruciare la farina facendole perdere, cioè parte delle sue caratteristiche biologiche, bisogna non far girare troppo velocemente le macine. Giusto, hai visto che ho fatto il discorso prima che qui gira 120 giri, 128 giri, qui è del mais, del grano turco. 128. E invece qui è del grano la corre a 85-90 giri. Sì. Che ingranaggi uno se pari, che vuol dire che fa altri tanti giri della trasmissione, no, e invece un altro se da 1 a 3, che vuol dire che ogni giro della macchina il pignon piccolo deve fare 3 giri. Ora, macchina da grano turco fa 128 giri minuto. Sì, minuto. E qui è da frumento? Da grano? Da frumento fa invece quanti giri a minuto? 40 giri minuto è mago, 180 giri, 85, 88 90, giri? 85, mette 85 giri. 40 in meno, No, 40 in meno. Ecco, capisci? E appunto per questo capisci che non ha di sempre la stessa misura di acqua, no? L'andamento la ruota corre la sua corsa perché deve avere la velocità, il peso d'acqua, no? Però viene diminuire i giri per questa ragione. Come fai per diminuire i giri quelli del frumento? Non mi ricordo più. Mi spiega il meccanismo da nuovo. Quello del grano turco parte dai scudi, chiamiamolo da stea. No, dalla trasmissione che la stea la fa girare, no. La trasmissione corre tutta quanta a stessi giri, a 120. Partiamo con 120. Sul mais che se gli ingranaggi pari, che vuol dire che 120, ma la ruota va a 11 giri e 3 quarti al minuto. Vediamo che spiego dimostrando il conto che del cazzo. Non lo sapevo. Non ho capito. Qua abbiamo 80 giri. Quella del frumento praticamente 80. La ruota del frumento, la macchina del frumento ha i giri diminuiti di un terzo. Di un terzo, e difatti 120, 40, 80, 120, di un terzo, qua 80 giri, qua 80 giri, mi capisci? Sì. Questa è la ruota, il fuso della ruota, la stella. Comunque la vostra ruota, quanto parte, quanti giri? 16 giri al minuto. Ma come mai che mi aveva detto quello del Canissan che invece fa 11 giri e 3 quarti e meno? Perché bisogna vedere come che è la portata, capisci? Ah, che è una portata è vera. Ma perché i granagli che tante misure, sai che si mette su a secondo della capacità in cavalli di forza, capisci? I suoi, perché intanto lo riga una corrente di acqua che va per spinta, invece non è per caduta, capisci? Come per caduta? Vedemo, il vostro non è un mulino a pale come quello di pianura? Sì, ma vedemo, non abbiamo l'acqua che viene di caduta, di cascata, diremo così, perché l'acqua da questo livello casca e viene qua. Invece loro all'acqua, qua è la ruota e qua è l'acqua che cammina. Va per spinta d'acqua anche, però? No, minimo 30-40 cm di differenza? Ecco, solo che sia 30, con 2,70 m che io mi 2,70 m? sì.
Se lui guarda il livello d'acqua Sono una solo. paria mia? Ah, no, è lui che salta su. Noi salta su. Sì. E dopo da su l'acqua fin in fondo, quando metti in fuori. Ma ora il vostro muin, come si chiama tecnicamente? La vostra muin Acqua sì, sì, sempre sì, acqua. ma Forza idraulica, insomma. Forza magari un idraulica. nome particolare, sto muin de montagna. Il vostro si può paragonare ai muini di montagna? Perché Coppelli? qui a Coppelella montagna, e qui chi va invece l'acqua, invece che andare sotto, Cos'è un Coppelli? no? Invece che andare sotto, che viene dalla spinta di caduta, la viene spinta da peso d'acqua invece. Ah, questo è a Coppelella, questo è un altro ancora. perché le ruote fatte così, aspetti, ma questa è la ruota. Fermo un altro, no, Met- un altro foglio, se no mi rovina questo qua, lo schema. ma ormai. siamo nati fuori qua, sono nato fuori, Era un altro era foglio. tanto poco fuori per Bene, fermo, là, questo qua è prezioso. Porca miseria. No, se no non capisco. Per esempio, non ho mai visto il mulino, un vecchio mulino. Qui a Coppedel, Mulinetto della Croda. Ecco, Penso. il mulino della Croda. Cosa è L'acqua Coppedel? che viene da alto, su in alto, e la ruota lei giù. È proprio. Che fa così, gli ha portato come una bomba che fa. Che senso giri ora la ruota Per a qua, Coppedel? così. Sarebbe il senso orario? senso così, è orario così, sì, orario, senso orario proprio, A Coppedel. senso orario, Questo è Coppedel. a Ma sai che la qualità di là, ma che Coppedello, freddo, a sai? Coppedello. Oh. Mentre vediamo che altra non ha l'acqua, la viene su da qua che si fermano, la viene su qua, la casca e la spinge per qua. Questa è per Caduta. caduta. Invece quello per Coppedel sì, È per peso, appeso a da... peso perché ha peso d'acqua, perché la casca qua Quando la da qui- vostra sì a caduta, da peso, invece la nostra sì, a A caduta, caduta. capisce, è lei, la spinge. però la ruota vostra è identica a quella della spinta, insomma. No, Ha fatta come quella della spinta? no, ma qui è a Cassei, qui a No, Coppedello. Quella a peso d'acqua Ah è sì, qui a spinta, Ma- fatto guai. la vostra. Altro che qui la corrente che viene da qua e la spinge, capisci? E la spinge. Invece la nostra è caduta. Ho capito, ora che c'è praticamente in provincia di Treviso che c'è 3 tipi di mulini ad acqua, 3 tipi di mulini ad Queste acqua. qua generalmente sono tutti in montagna. Sì. Perché In montagna- montagna l'acqua da dove che sei, pom, in mette a rola, e casca e rola la gira. Arriva dentro l'acqua e lei, capisci? Dopo che c'è questo invece da Questo che sei caduta. è caduta, e e dopo questo c'è qua quella che sei spinta, che c'è quella del sile di pianura. insomma. È pianura spinta, vale. Perfetto. Questo che non chiarivo. È caduta. Se in certa maniera poi capisci. Infatti qua adesso mi passava il salto d'acqua, quello sul sile, no? È lo sbarramento artificiale che permette l'innalzamento del livello dell'acqua Sì. per mezzo di paratoie mobili chiamate boe, Boe. chiudendo le quali indietro, sempre metti il termine indietro, Sì. chiudendo le quali l'acqua viene convogliata sulle ruote che a loro volta producono l'energia necessaria per muovere le macine. Se è giusto? o Sì, sbagliato? giusto, sì, giusto. È evidente che specialmente una volta, quando, questo va per sile, Sì. Che sei per caso l'unica? quando ruote, come vedremo, ce n'erano parecchie, c'era la tentazione di rubare l'acqua agli altri. Sì. Mai sentito di questo discorso? Ho Sul sile. capito. No, Boh, perché si mi sa. dico, Voglio ritenere- Sì. Per questo norme severe obbligavano di rispettare il livello Il livello d'acqua. assegnato ad ogni Il mulino. livello d'acqua. Anche Vadri, Sì, per forza. che c'è ancora assegnato. Sì, non dice più segnato, non dice che aveva l'obbligo di tenere un certo livello d'acqua, capisci? Era che Questo è un obbligo, capisci? cosa dovevi segnare? Cosa dovevi No, mettere? che si è messo un segno, capisci? Così è No, una fiera. se aveva le porte che doveva essere all'altezza di 80 cm, Ho capito. capisci? 80 cm da dove? Dal fondo, da fondo. dal letto del... Ecco, che sbarramento è? È stato fatto da chi? È naturale o artificiale? Questo qua è nostro, è stato Capito. fatto quando chi ha fatto il mulino. Artificiale, insomma, Sì. sempre. E che c'è me come altri? Salto d'acqua? Salto d'acqua, A cavalli, salto qua? d'acqua, salto d'acqua, sì. Quello è salto d'acqua. Sì. Che sia stato messo però su un punto un poco di cascata, come E che si è cascata? Capito? ma naturale, Perché se era lui- anche naturalmente un poco di cascata. Che c'è? La risera? Perché se lui andasse sotto quel manufatto di cimento che le vede, no.
sotto che c'è la cascata proprio Quindi in i vostri antenati che ha fatto il salto d'acqua in corrispondenza di una cascata della naturale. cascata naturale che E sul Sili invece, da cosa possa essi derivare questi salti d'acqua che hanno queste cascate? no, è sempre spinta, vero? Come Sì, dire, ma è sempre perché spinta. li ha fatti proprio in quei punti allora sul Sili? Perché è un corso d'acqua di acqua nascente, capisco che è tutto a livello, non che è dislivelli, Sì, dislivelli. lo capivo, ma Questa perché? è perché viene giù da una certa altezza e ora per forza che si dislivelli, i dislivelli, capisci? Invece loro, sì, è acqua nascente, che è acqua che viene su, vero? È che è un'acqua che ha piccola pendenza, e basta, capisci? Per loro il dislivello, cosa fai? Gli mette i paratoi, gli la ferma, gli la imbuttisce, capisci? Che viene imbottita, e ora che il piccolo dislivello, come dire, che per là che ne sia meno, e per qua che ne sia di più, tirando su la paratoia per forza maggiore, Certo. che sia la spinta d'acqua, capisci? Perfetto. Qui non c'è altro. Passiamo a Erode. Parlando di ruote di mulino è necessario premettere una distinzione tra quelle dei mulini di pianura che vengono spinte dal basso e quelle di Ecco. montagna che invece ricevono l'acqua dall'alto, Dall'alto, come la vostra praticamente. a coperello puramente a A spinta. Cofedel o a spinta? Che qua che lo Sempre sempre. Cofedel, anche Eh. se veci. Ma cosa può essere? Perché? Non saprei dirgli neanche mia, non mi sono neanche mai interessato a guardare sul vocabolario da dove che poi del genere, insomma. Qua nella zona che ne avevi anche altri? Qua No, qua no. Niente, vabbè. Qua no, viene già una Rossi qua che la aveva, Pertanto, mentre le prime girano in senso... perché vediamo, adesso sarà. Qua da Una, vedere tre ruote. eh. Una, come chiese adesso, a cascata. A cascata, anzi due a cascata sotto, e una a coperello. Anche altri. Sotto però la vasca, Ho capito. capisci? Perché verseva, adesso essere là, che specifico come che era, qui. Gli verseva la porta, questa qua del Maio, cascava l'acqua e faceva andare attorno a ruota. Questa qua, che ne c'era un'altra qua, capisci? Che ora gliela fatta così, vedo. Gliela fatta in questo senso. A livello del fondo del canale, qua abbiamo che metto mi pare, fondo, canale, a livello del fondo canale, che c'era questa imbottitura qua così, sul cimento che si è fatto a livello qua, che c'era uno spacco, qua che c'era la porta, la paratoia, insomma, la porta, che con una stanga veniva dentro per il buso del muro, insomma, e tirava era piccava, e tirava la stanga, questa andava sull'acqua e faceva ancora quest'altra ruota che era qua. Perfetto. Sempre per In più l'edificio, caduta. sì. Sempre caduta. Questa qua invece, che era quadrio, vero? Era fatta a coperello, capisci? Che era l'imbottitura invece che era così, era in questo senso, fatta nel senso inverso, capisci? La ruota la era proprio a sto livello qua, capisci? Quindi è necessario manco acqua praticamente per mantenere. Vediamo qua che gli era fatto i bussolotti, diremo così, gli era fatti così, no? Nel rotondo, era fatto Forse il Coppedelli in sé richiedeva meno acqua. meno quantità acqua, perché le ruote del Coppedelli si faceva per piccoli lavori, piccoli sforzi, non era che avesse Ma anche farina macinavano in montagna, sì. in montagna sì, ma capisci che Ma aveva con poca quantità. macine piccole, Batteri non vedi mai- che aveva il tempo immaginabile possibile, capisci, Mari che metteva anche un'ora, dico, anche una giornata per mandare un quintale di roba. Ah, a proposito, capisci? si pensa. Invece no, dico, la nostra velocità sono un'ora se che manda due quintali. Guardi, Adesso sullo stesso salto d'acqua mandavate avanti sia il vostro mulino, 3 o 5 ruote. 5 ruote, su questo salto d'acqua, qua. Quanto largo? Cioè, è largo 3,70 metri. Se non è stata. E avete 3 ruote sotto E praticamente 3 ruote sotto. Ma via, e 2 ruote sopra che era le vostre. sì, ma non era di questa correva sempre, e questa quando era necessario, e questa io usavo solo che quando gli aveva roba da Ho usare, capito. capisci? Non era dire che andasse tutte E contemporaneamente. l'edificio del battiferro era di Aura. Sì, non ho visto dove che era il paratoio nostro. Eh. E lui ha montato le famiglie. Questo qua. Ah, ho capito. Tutto Sì, proprio da sto caso. piano messa di cimento. Sempre che da questa parte di qua, insomma. prima gli era fatto tettoia, adesso gli ha fatto tutto il cimento, gli ha fatto il Ma adesso si cimento. è chiuso, insomma. No, gli ha buttato via tutto. Ah, ho capito. Sotto che c'era sta i blocchi da dove che era in cimento, perché prima una volta gli era in legno.
perché una volta non si usava il cemento, si usava legno, capisci? E i fusi erano montati in cima ad un paio di casi impiantati fondi finché andava su, capisci? Dopo era messo un traverso così, dopo un altro per là, dopo un altro ancora per le quadre che montava l'assedio del fuso, capisci? Era una roba. Ma era un po' tutto in legno l'edificio era una volta, o era tutto in pietra? Tutto in legno. Tutto in legno era l'edificio anche? L'edificio sì, era coperto in legno, tutto in legno. muratura, quello che era il muro, insomma, come stabile del muro, ma il coperto era in legno. Dopo io butto via tutto. E ora adesso a proposito di macchina, i giri che abbiamo visti, ma quanto allora si fa del frumento? Quanto macchina? Il frumento va, adesso bisogna guardare, perché se è una macchina da 1,30 m, mettiamo la macchina a metro. se è una macchina come la nostra che ha 1,52 m di diametro, è così grande la vostra? ha 1,52 m di diametro, sì, capisci? Mi faccio un quintale 20 all'ora, capisci? Ma quei altri invece faceva un quintale, 90 kg, un quintale all'ora. Velocità ottima? Velocità abbiamo visto 88 giri, 85, 88, insomma là, insomma più o meno, capisci? Allora, un quintali 1,20 all'ora, Valtteri. Invece quei con 1,30 m faceva 90 kg all'ora? 90 kg. Qui con una roda 1,30 m. 90 kg. Valtteri che è sempre una roda da 1,50 m. Qui sì, sempre una. Da frumento, Sempre da bianco, diciamo. Sempre da bianco, sempre una così. Mentre 1,30 uguale a 90 kg ora. Sì. 90 kg ora. E dopo, vediamo, dopo tutto così c'era come che si battua, ogni quanto tempo che si abbatte? Ma molto dipende, perché se è meglio battua cosa succede? Se manda di più, mi immagino con un quintale 50 allora, quasi fresca del battua. Sempre senza rovinare la farina? Sempre senza rovinare la farina, perché la farina si rovina solo se si ha da andare scarsa di grano o puramente a velocità fuori dai limiti, insomma, a una velocità che non sia messa, insomma, capisci? Perché brucia le vitamine e proteine, se è ammissibile, se è logico. E invece il grano turco quanto macina all'ora? A 2,50 all'ora mi immagino solo a macina, perché ha 1,30 m di diametro, capisci? 50 quintali ora, con 1,30 metri di diametro. Ho capito. E basta, questo è il diametro medio di tutte le macine a grano turco? No, perché esempio è qui da 1,20 m. Quelle macine ovviamente meno. E adesso che ne fa il picello, no? Perché c'è una ditta adesso che mi pare che vuole mettersi a fare muinetti piccoli per tutti quanta sta gente che si manda al fermento e che vuole mandarsi al fermento. Sì, è sempre a livello quasi familiare, insomma. Fa così dei 60-70 che guardi, se non riesci a indovinare i giri e dopo tutto se ne sa battersi perché vuole fare proprio di immagini di pietra proprio viva, diciamo così, di pietra, va bene. E se ne sa battersi scherzo da via per niente, è tempo perso per niente, perché mi capisci? È il mistero del Muner, non è una roba così facile, capisci? Bisogna un po' impararlo nel sangue e non è neanche altri Muneri che al mondo, capisci? Quello è il punto, che sappia operare. Ah, ecco, capisci, perché l'ultimo assassinato dopo il Forner, ma il Forner per cavarsi, è che la causa del Muner. L'ultimo assassinata per fare il pane è il Forner, ma lui si salva dando le cause al Muner che la rovina la farina. Non ha capito, e invece non è vero, perché è un Forner che intige la storia. Lui se la farina non rende o che si scassa di proteine, le forze o non so cosa, e se sbagli le vai un po' il Forner. Se il forno l'indrio che lo mette dentro il pane stesso, il pane viene inciolato o non so cosa. Si becca sempre un po' con Muner e Forner. Ma dopo passa? Perché ora? Ma per queste ragioni qua, capisci? Perché guarda, mister Forner qua che era in piazza qua, un momento mi faceva chiamare anche per l'avvocato e anche robe brutte, capito? O che per medio non so cosa. Mi ha fatto cambiare 7 mulini a cilindro, insomma, capisci? Perché voleva farina a cilindro. E non andava bene mai neanche uno. Sì, o che ti smetti o signor che ti faccia salare fuori, perché non sarà mai possibile ti ho portato farina buona, farina speciale dai disi, te me la contestava, ho portata via, mi ho portato altri forneri e in mezzo era roba speciale, non so. E io perché te la su con me o cosa dire? Perché guarda, se si tratta di cavarsi i capelli, facciamo presto.
O che ti smetti poi si andava in 24 ore ti fai salare il forno. Non la più parlare, mandare la farina. Ma succedeva questo anche quando che era le macine solo o solo adesso che sei cindri? Ma anche adesso che era i cindri. Sì, adesso che Perché sei cindri sì, ma una una volta con le macine, che era stesso queste discussioni. Stesso perché che ha comunale la mazza meglio dai diti. Perché? Vediamo, se lui vuole farmi fare la farina bianca, basta che il fermento lo bagni, lui non mi dice bene, e se da più tardi il contadino, viene fuori la farina più bella. Ma macinando a secco, capisci? La crusca, la si sfrasea e resta più cruschello dentro, però il pane è più buono, più gustoso, capisci? Non ha che abbia apparenza bianca cosa vuoi, capisci? Certo. Ma allora ti andare a vedere se ti rende più questa o se ti rende più quella. Poi tu ti davo la mia farina bagnata e bella bianca. Perché più che te bagni più bianca diventa ora. Ma forse perché ti fa via solo che il fior della farina, non ti puoi più sfruttarla fino a sì, c'è lo stesso discorso del prima dell'umidità, insomma. Dell'umidità, capisci? E che ti lavora che il poco di fior che c'è dentro e la borretta tutta che ha attaccata a cima, te che vai con dai, ma via Maria con 30 kg e sembra su guidare, dove che viene fuori da 18, 20, 22 al massimo, mi capisci? Dopo diremo anche perché è importante questo discorso della resa. Mi capito, quello è fatto. E guarda che ne ho vinto là che... È buono, mi ricordo. Il fravo ho fatto il nostro qua, aveva fatto sempre ma è puro perfetto, capisci? Altro che ho messo un po' del zucchero però. Una santa sì, l'avevo sulturato, però l'ho fatto mai, però l'ho visto farlo sulla sua maniera e è venuto fuori così chiaro. Ma non è negativo, No, io ho gusto. Va bene, e ora andiamo avanti, che Micheleso usa, perché cosa ha scritto rispetto a quello che Canisan, come che ripeto, sì. in base a quello che mi diceva il tosato del Canisan. Cioè, Fiol de Graneo, uno dei due, quello che adesso casserà. Sì. Molto importante è la velocità della ruota. Aspetta, comunque, e ora ritornando al mulino di Coppedel, quello, cioè il mulino di pianura e anche il vostro gira in senso anti-orario, questo senso qua. Sì. Questo è il senso, vero? Da destra a sinistra. Ecco. Mentre le ore corre da sinistra a destra. Coppedel invece gira così, da sinistra. Da sinistra. La caduta. Dovrei averne capire, ma ti fa più presto macinare e te produci di più, no? Mi capisci? Non è che insomma il mulino gira in male, produce male. No. Solo che a farina non è più a perdere le sue caratteristiche, insomma. Sì, perché insomma, te sforzi il non lavoro. È che il mulino gira a vuoto. No. È la farina che viene macinata male, perché gira troppo veloce. Te sforzi il lavoro. Ma io diceva che Granello dice che Erode beveva un quarto a quinto, che quindi è solo Canisan. Giusto, ma è giusto perché vediamo correndo sempre la stessa misura, loro che hai messo attaccare il mulino, capisci? Tutto l'andamento gira tutto uguale per la perfezione, capisci? Ma loro fa un lavoro differente di quello che fanno altri così artigianali, capisci? Altro conto. Anche a me quando che mando formendo che mando per aziende che guardano, cerco di andare sempre a per misura di velocità, capisci? Perché intanto va sempre uguale, tutto cammina uguale e va bene così, insomma, capisci? È logico, capisci? Ma adesso se dite che tanta roba almacenata voi si fa più presto, anche se più fatti un fiatino più forte, non è da dire che rende danno. Perché se corre più forte che mando su più prodotto, lo frappo di più e mi rende di più e non rovino le farine stesso, capisci? Tutta l'abilità del mugnaio lo può saper regolare a secondo alla forza che fa. Perché se mi ho la forza a portare un quintale posso portarlo? No, sempre no, capisci? Ma se no... A Moiano si andate? A Moiano non torno. Sono un altro mulino che insomma non ho parlato. Mi sono restato incastrato sulle sbarre attraverso Borgia. In mezzo alle sbarre sono restato incastrato. Perché io non mi sa. A cavallo a camminare. Io se ne vendo me sa. Mi vendo mi sa. Sono restato incastrato in mezzo alle sbarre. A le sbarre sono restato incastrato. E mi ha visto i ferrovieri, i corsiari, in mezzo a mano. Che sia un giovane che si mette a lavorare e commerciare di granalie, far graniti, venderli per le botteghe, da dargli le sue botteghe, far farina insacchettata dai vini. Mi tutte che robe a me faccio perché a me danno molto. I tosati che al suo posto non mi vale la pena. Ma perché quanti anni hai preciso? 73.
Ostia. Da come lavoro, diciamo, ma però... Che c'è anche che ho, scherzo, sì operazione, 9 volte all'ospedale, 7 anni di guerra, 2 anni in prigionia, e dopo sempre ho questo quel dolore che mi sa da fare dappertutto, e dopo il mio lavoro solo del mulino, è quello che ho eliminato, e poi mi potrei avere tanti mangimi di più che vengo, capisci? Ma io vorrei uno che si impiantasse e dire, ciao, voglio fare, ma io voglio un giovane che sia forza, che sia capacità, ma mica solo che va a fare, scherzo. Ma dice che non vede commercio, insomma, con un mulino a rode così, non potrebbe, con tutti i biodinamiche e roba del genere, non gli dà giro, non gli dà sì, si potrebbe fare, ma se poco capisci, adesso tiene aperto per almacenare solo che poi biodinamici e compagnia bene, ma allora bisogna buttarsi sulla biodinamica, vendere roba biodinamica, capisci, far farina, vendere farina, in grande, bisogna servire botteghe. E mica che dico qui le api, dice fare in mano non a fare una società come... Io ho detto, ma cosa voglio, è difficile trovare uno che possa mettersi, capisci, e dopo si rompe, chi sei capace, tempo fa avevo spaccato 7 denti dell'ingranaio qua proprio il mulino bianco, capisci, che non so cosa che mi sia successo, bisogna dire almacenare, aspetta, avena, l'almacenare avena decorticata, capisci, e porco can, non sono pensato che l'ase oleosa, capisci, a me ha cominciato la moda a fare ma a me ha spaccato 7 denti, aspetto a serrare, non mi spaccava tutti i ringranaio. Come l'ha fatto a serrare? Con leva? A serrare l'acqua? Ah, l'acqua subito? Abbiamo serrato l'acqua, se no si va torno a Dio Prodotti, capisci, e ho serrato, insomma 7 denti io mi sono un giorno e mezzo a farli, capisci, per fortuna che ne aveva di sui, e dopo sono andato qua da un trovato che mi ha segato a capito, insomma... In cosa arrivavo a riparare i denti? Con che legno? Con le cose, frasene. Solo frasene? Frasene, perché? Sì. Frasene o lo voglio pomer? Perché? Perché c'è un legno che è duro e dolce anche, capisci? E anche il fallisso, capisci, che non rovina i altri denti di ferro. Sempre stati in frasene o sì, pomer? Frasene o pomer. O anche gasia se poi, ma la gasia, capisci? Sono i venatori di ogni anno, capisci? Se consuma fascaie e la fai riueti sul ferro. E a maggior ragione anche a rovere? Il rovere non so, perché le rovere non si consigliava farli, perché le rovere fa sì che si salta via. Capisci? Insomma è stato un bel scherzo, insomma. Ecco qua a proposito dei denti, il primo ingranaggio, dove possiamo... Ora il fuso se abbiamo visto... dove chi metteva i vidi, per sostenere le vidi, mi spieghi cosa? Perché era o morelli o frasini. Parliamo dei frasini. E metteva i frasini, capisci? Perché c'era un legno pesato, stava scheglia, capisci? E gli era dato... Fin quanti anni fa? Ormai sarà 60-70 anni, non ne metti più. E come funzionavano queste piante? Sui campi no? Sì, ho capito, ma... Dove che metteva i filari di vide, vero? Ogni 7-8 metri metteva un frasene, una pianta di frasene, e qui serviva per sostenere su le vide, capisci? Ma non fra una vide e l'altra, che dei fili di ferro? I fili di ferro, sì. A non ser che le vide si ingansasse fra le ore? No. Che fosse i gai e serviva per tirare i fili di ferro e sostenere la... Perché ho visto che una volta noi... Una ventina di anni con la seta, e dopo che ho smesso con la seta perché ci sono tutti stufati. La seta è stata all'inizio del secolo praticamente, appena dopo la guerra, prima? Dopo la guerra 14-18, capisco, e fine la stata. Il boom del seta. E dopo basta. Con Mussolini praticamente? Sì, sempre Mussolini. A proposito di Mussolini, io se ricordo nel 29 come che è stata la faccenda quota 90 Ischei, l'ho mai sentito dire? Si ricorda che è stata deflazione, inflazione, cosa era? Non mi ricordo bene, insomma. Era qua appena che segno con la nuova. Sullo scudo. Qua l'abbiamo piccata. No, sotto. Abbiamo un'altra pagina. Vari. Questi casi che ne ho 11. Non mi devo parlare, mi dispiace, perché ho tutta roba a stirare le cave. Vabbè. 16 giri la ruota, 16 giri lo scudo. Poi basta per lo scudo sull'albero della ruota. Sì. Questo è il pignone piccolo che ogni giro della ruota o dello scudo è che ne fa 4. Piccolo fa 4 giri. E ora è uguale? 16 per 4. 16 per 4 uguale 40, 6 per 4 24.
64. 64. Dopo? 64. Dopo, per fare andare avanti il mais, la sera doppia. Perché, perché dopo che c'è la squaretta, no? 40. C'è la squaretta, no? Che c'è qui grande e qui piccolo. Qui che c'è piccolo sono trasmissione, va bene? E fa 2 giri, ogni giro di qui della squaretta. Che si attacca insieme col pignon della ruota. Ecco, e ora va a 128. Ecco. Che c'è quello per i mais. Per il mais. Per il mais. Squaretta ora. Ma abbiamo voluto dire che c'è la squaretta prima. Che Sì, fanno per mais, la squaretta. O no? No. Dai 64 viene raddoppiato per mezzo della squadra. Da 64. 1, 2 pignone piccolo, 3 la squadra raddoppia i giri. Raddoppia i giri. I giri per il mais. Per il mais. I giri per il mais. Uguale 128. Ecco, e dopo? Che fa la trasmissione. Principale. Sì, d'accordo. E dopo, mentre per il coso, Mentre per il frumento lo riduce di 1/3. Ah, ho capito, la squadra ha questa duplice funzione, per il frumento riduce e per il mais... No, la squadra la fa andare la trasmissione, che è questa qua, vedo lunga, la fa andare a 128 giri al minuto. Sul mais che sono i ingranaggi pari, e invece sul frumento che sono ingranaggi a 1/3. Ah, adesso ho capito. Sì. Ho capito il discorso, è tanto che l'ho detto prima. Sì, ma sono duro. No, non è questione di duro, è questione che le... Vabbè, perfetto, andiamo avanti, sennò qua si perde. Ah, beh, fa la stea col pignone piccolo, no? Ecco. Dopo così, quello della squadra, che fa girare quello della trasmissione principale, no? Che va a 128 giri. Sì. Dopo che viene le coppie di ingranaggi per i palmenti, no? Ora è giusto come che si è messo qua? Buon basta. Capisci? Dalla squadra dopo parte l'albero di Amoia, esiste? Rivolto verso l'alto, passando attraverso il buco del piede. Qua ho messo il mio, non ho mica capito tanto bene. No. Aspetta che adesso tutta da nuovo. Va a 128 giri, non è vero. Però 120... ma a me mi interessa dire come che si fa a trasformare questo movimento che va in questa parte a mandarlo su per la roda. Hai capito? Se questa qua, vediamo, adesso mi tocca fare un ragionamento inverso. Perché se lui parla con scudo, come che parla qua dello scudo, lui è un conto. Sì. Se parliamo con la stella, dalla stella che vuole l'ingranaggio per forza la squadra che fa girare la trasmissione. Niente, ma ti parliamo del scudo. Ecco, del scudo, lui ha questo pignone qua, vero? E dobbiamo vedere quanti giri che fa su questo scudo, no? Vero? Drio i giri, dopo lui deve mettere per qua la squadra per far andare avanti la macchina, non è vero? Sì. Mette la squadra, con gli ingranaggi alla velocità dei 128 giri. Sì, perfetto, ma quello che vuoi dire, come si spiega questa trasformazione di questo movimento per lungo a mandarlo per su? A roda fuori, a gira così. Ma è valido. E dopo mi inizia la macchina, ma gira così. Ma è giusto, no? È valido. Questo qua è lo scudo, no? Questo è lo scudo, no? E che i denti taccai per davanti, per quando? Qua che viene l'ingranaggio, no? Dell'ingranaggio, questo è lo scudo, no? Con i denti così. L'ingranaggio è che i denti in caduto così. Lo vedo? C'era una roba incredibile. Quello legno serviva per roba secondaria. Secondario mi era un burato, o non so, un levatore, un trasportatore. Maria Santa, e gli era fatto come fosse tutti i tidei qua. E andava dentro sui denti di qui e andava attorno così, capisci? E non lo va più adesso. Oh? Busa. No, averlo uno che là sarebbe avere un patrimonio, capisci? Non dice che una volta ne fosse stati tutti così dei ingranaggi. Ma per menare robe secondarie, ma per menare la macchina. Secondo io no. Ma neanche per sogno, ma li abbiamo poi. Ma mia più bassa del tanto, sai? Di quanto? Sì o no, fra tutti e due, di 2 mm. Di 2 mm solo? Fra tutte e due, ieri questa sfasatura. Anche a meno? Termine giusto? Sì, capisci? Oh. Cosa chiudere?
Addirittura. Sì. Perché ora? Perché quando che si è rovinato il taglio non si può mica più, sino allora fa tutto un pestafumo, non me la capisci. E chi le pareggiava da questo martello? Si usava, Fabro. io usai. Anche 14-15 martelline. Eh. Martelline che una volta Consumare veniva messe da parte. usare, veniva, come si dice, usare, arrotate, la rotina, arrotate, insomma, Affilate. affilate, ecco sì, affilate, insomma. Affilate. Ma perché 14-15 ora? Perché vediamo, quando che lui ha battuto una luna con un taglio, perché valemo, a mattina, Dopo mi mostrerà come viene a fare la fotografia. sì, stai attento, ma questa è a mattina, no? Ecco, è proprio fatta così, qua il buso per mano, va bene, e qua il taglio fatto così, vedi? E questa è la rossissa della mattina, ecco, per qua viene per qua, va bene, e qua vedi il taglio, ecco, si affila qua, no? Viene affilata, quando che lui il taglio, che sarebbe così in prospetto, no? Ecco, vediamo, per fare la figura bella, giusta, precisa. Invece a me guarda, se deve fare tutti i striscetti mi piega bene. Tutti i striscetti così. Dove era? Tutti i taglietti, insomma, taglietti, sulla parte liscia, della luna, perché la masana è di più. Se chiama luna qua, qui fra un canale e l'altro? Sì, la luna, qui fa un canale e l'altro, questo è il canale. Sempre dentro la piera, sempre dentro la qua vedi che altro canale, dopo viene che altra luna, capisci? A lei, e va. Sempre sommo, capisci? Si va tutti striscetti così. Quante Qua se poi batta sì con i martelli, con quei ponte, per sfondare il canale, perché i canali più larghi chiusi e profondi alla misura che va bene, e più presto ti porta fuori la farina, perché già là lo scopo, capisco, che ammoia la masana di più, perché se lui batte a moia forte, vero, la fa tanto rustica, non può mai tirare fuori un prodotto fino, non vi mai farò farina fina subito, capisci? Perché viene fuori rossa, e allora lui tocca cagare la moia, sfregarla, perché la gabbia da tirare fuori fina, e allora rovina il battuo. Invece se la sei battua fina, e che come che va dentro il prodotto e viene fuori subito fino, non vi c'è bisogno di pressare la moia perché la sfrega e fa il prodotto fino, perché già le battute fine e allora la produce di più e se mangia più, e se l'hanno stato capito. Perché mi sono andato a battere a cadena, al Munera, a Coso, come si chiama? Beh, non mi ricordo più il nome. A catena. C'è un mulino a acqua, ora. No, e aveva moia, perché aveva i cini che mi faceva mangiare la farina. E che battuto a moia, che ho messo una bella giornata crescente. E dice, mo te batti poco, ti cosa con? E dice, ma Giovanni, non vedi io che busi che ne cosa con? Se mi faccio busi ancora, non mi se ne mia più. E dice, non te la mia torta, che altri che viene qua a aiutarmi a battere a me o che chiamava, e mi dava solo che picconare, sì, non vedi che tutto rovinava a moia. A moia bisogna che ammazzane, Dio. Perché se uno fa tutti i busi, cosa ammazzane? Cioè, non ti ammazzi niente, no? E infatti dopo come la moia messa so, e che la moia mi ammazzana, Maria Vergine quanto che ammazzana tutti, sì. E poi fuori come tutti i busi. Sui busi non ti ammazza mia, ostia no. Via Dio. Là l'abilità, insomma, del battitore. Sì, è inutile. Ma te deve vedere da qui oggi dove che vuoi di più o di meno, perché sia battuto omogeneamente dappertutto uguale, capisci? Da portarla allo stesso livello, no che abbia fatto. Mi diceva Granello, stato usato, insomma, che io prima passava quel passo. Quel passo sì, Cavaltri, e lo segnava in rosso. Quel rosso sì, tanto la tradizione, per che motivo? Di quello rosso, per vedere dove che fuori di più o meno. Che terra mettevo per fare quello rosso? Diciamo terra rossa, quello rosso, terra rossa, che ha che si butta su, per sbianchezzare su con la cazzina. Lo vende, insomma. Sì, lo vende, ma adesso è fatica da trovare nemmeno. Ma come si chiama? Che marca cioè, Terra rossa. Terra rossa perché dice prima come fermo. Con fiatini di acqua. Con fiatini di acqua si abbagna, si fa una puntiglia abbastanza densetta, insomma, e dopo con un battuffetto di sacco, no? Si va su sul passo e dopo si dà
una girata su tutta la mare, e allora si vede dove... Vengono qua Cina presa con batte, Lui sa... Martine, quante 14-15 partiva, no? Sì, perché guarda, che se per qua e per là, viene 30, insomma, e se 30 tagli, e che se 26 martini, lui aveva per un taglio su una luna, basta? Basta, e dopo viene messa e viene usata. E dopo si usano, perché vediamo, viene temprate e a tempra si dà un tocco così, no? E ora per 2 o 3 volte si può usarle, no? Capisci? E dopo quando che si trova sul grosso bisogna tirarle, sì, bisogna tirarle, mi mette pure là fuori che dopo mi porto via sul mulino. Bisogna tirarle da nuovo, battere, tirarle da nuovo e dopo usarle, capisci? Preparare, li vuoi preparare, e se è una spesa è meglio che. Ma però... E furlane soprattutto da mais, e dice che poteria... Se poi battere anche a Martina, ma è difficile battere solo che a Martina, perché sui punti dove che più bisogna usarla che a punta, capisci? Si può usare a punta e anche a Martina. Ecco, perché ora il concetto è che questo frumento è delle robe diverse o dei canali diversi da quelli No, i canali sono sempre uguali come canali. Numero? Maggior numero secondo la grandezza e l'ampiezza della moia, capisci? Però, capisci, bisogna che pensi che il frumento deve tirare fuori la roba fina, no? Perché viene fuori la farina che è fina come il talco vellutata, non può mica battere la moia da frumento quel ponte che deve tirare grosso. Non capisco, ma mi ascolta Papo. Qui fulane è tutto un tocco. È tutto un tocco, generalmente sai. Perché sennò dopo, quando che manca del peso l'ore del suo peso che dovrebbe avere, e viene incapeata, insomma, e viene a aumentare il peso col cimento, come che ho fatto mia, che ormai era appena così grossa, ero incapeata, e così grossa possono avanti di 15 anni, mi capisci? E ora io l'ho fatto ingrossare? Ingrossare, sì. Mentre adesso sia del cemento, ora la sua macchina. È sola, ma sotto sei furlana? Non mi capivo, adesso mi declaro, mi sto strato qua, che sei furlana. Non ho più il peso che serve per un cos'anno, e allora mi metto un altro strato di cimento sopra, ecco che ho il peso, capisci? Seria il corrente questo? È il corrente, sì, e anche qui sotto se vuoi puoi farlo, capisci? Neanche parlare, ecco, capisci che si incapeata, con questo tocco qua posso andare avanti in altre decine di anni a lavorare, capisci? E perché il peso è importante? Per forza, perché con una roba leggera così che va via a 120 giri al minuto, va via per aria, scherzi. E poi anche non è più il peso per fare la carga, capisci? Almacenare la roba, perché dà sempre la roba di 7 quintali. È grano, se duro sai, almacenare. Vediamo che abbia il suo peso. Cioè, è importante che raggiunga sempre i suoi quintali? No, che abbia il suo quintali per questione del peso per almacenare la roba. Ma quale deve essere il suo peso? Quello originario, i 17 originario? quintali? No, perché qui è una moia fantastica, capisci? Ne poche che sì, qui è 1,50. Ma sì, no, il piatto peso ordinario 7-8 quintali, insomma, dai 8, 7, 8 quintali, 9, capisci? 8 sui 10 quintali? Non di più, perché 11-13 che altro. Ecco, 11-13 quando che sei nuove, da nuove, perché vediamo che pensi che quei francesi, vero, quei francesi che fanno un spessore così, del buono, e solo se tutto cimento, capisci? E allora questo qua, quando che si cae, cosa fai? Quando che si arriva qua su, cosa fai? Perché sa un quarto di moia che manda. 11-13 nuove, ma dopo anche 7-8 quintali. Sì. Dopo. 7-8 quintali. Capisci? Insomma, e cae parecchio ora battendo queste moe? Ma forza poi io ando che non fa una battuta, che cae un bel millimetro, sai? Un millimetro. E anche. E si batte ogni quante volte? Secondo me bisogno, capisci? Ma perché se mi mando, mettiamo caro, 20 quintali al giorno, quando che mi ho 150, 200 quintali, devi tanto, e lo abbiamo che abbattono. 200 quintali, se mi mando 20 quintali al giorno, in 10 giorni mi ho mandato 200 quintali di roba, perché vediamo, non battendo, lui gli mette più tempo a almacenare la roba, e ha più caio e non fa il prodotto come che va bene. Ogni 150-200 quintali. E tante robe, capisci? In tempo. Calo e costo di lavoro. Se non si batte. Per forza, perché non che si battuano. E che dopo 200 quintali mi manca un quintale e mezzo, e mi manca un quintale all'ora, sai? Sono 10 ore, 10 quintali che non mancano.
Certo. E basta. E ora facciamo se 10 ore di lavoro tu e se tutto abbinato. Tutto insieme. Cioè, tutto insieme. E ora che costo del lavoro, costo perdita di cose, perché più che mette a armazenare, e più si consuma, sa. Non è vero? Certo, perché si sfrega di più. Sì. E mette più tempo. Ma mettiamo, è vero, una scuola di Io prima qualche lavoro. Perché se mi mando giorno e notte, e quanto può durare? Può durarmi anche 2 anni, 3 anni, ma se mi mando 4-5 minuti al giorno, può durarmi 20 anni. Mi capisci? A Valtteri, quanti ne sono vita di carriera qua? Mi non sa cambiare uno, e ho questa qua, che ormai io ho finito da questa. È la seconda moda che io cambio. Capisci? Quindi sei in base al lavoro, insomma. E in base al lavoro, io per lavorare, tutte le cose, che roba. Ma non ero mentale. Un'ora e mezza, ma non per tirarli fuori a fini, sai, per tirarli fuori a tocchi e dopo li passa dentro sui burati, li ritorna a rimacinare, ma 2 o 3 volte. Se ne sia un lavoro a poco, ma danno pintare le foto. E non puoi farlo così? Ma fare la spesa di vero, Ma ho comprato poca roba, ma prima che serve. I botto, vai a immaginare Quelle macchine? Non, quei cilindri, volendo. No. Proprio io che lavoro molto in mulini sul SIL. Per forza i masnapoti? Sono molto richiesti. Si sa. Se sapessi quante robe che fa quei boti. Appunto, serve. La mia è una 12. 12. Quei 9 che fai li ho fare a creare con quei 8 sì, ma con che altri 4 dopo. Sì, capisci? Adesso là passa insomma la differenza, insomma. E qui invece la formetta mia ne ha 26, insomma 13. Invece la massima quella da frumento quanti? La mia ne ha 13. 13 da frumento? Sì, 13 sotto e 13 sotto. A 12 canali? Uno in più di quelli Sì, non è uno in più perché la grandezza è in più, è 1,50 m di diametro e qui ha 1,40 m. In più avevo canaletti piccoli dopo? No, niente. Solo 13 canali? Solo 13 canali. Ma se io che fa così? La moia si crea. Perché inizia sto graneo mi diceva che... E ne ha 12? E viene da 8 canali normali, 8 di metà. Ecco come io quelli di frumento. Ecco. E anche altri 16 canaletti ancora piccoli a riso così in mezzo. No. Via no. E se trova senza macina non immagino. Perché se non è il campo di luna che macina la farina, che fa il prodotto fino, come fai? Se si prova con tutti i canali, come fai? Se Pippo che altri erano grandi così, risetti. Se Pippo che ne fa canali grandi così. Sì, canaletti così alla fine. Nei palmai fa prodotto, sa, almacenato. I canali, guarda, i canali che si arrivano così. E profondi come sto io qua. Ma mi faccio una via a 130-140 giri al minuto, faccio un 3 km. Mi si usa allora fa prodotto. Beh, là consiste, capisci, consiste del sistema o modo di lavorazione o non so che ognuno va alla sua ricetta. O non so che prodotti perché costi per i botui, la sto torresando, no, ma gli era da Vitti, da Graneo. Comunque ora ricapitolando ora a parte i canali, che abbiamo visto che c'è anche qualche differenza all'interno delle Fullane, Bresciane o Verdone? Ovvero? Verdone. E i francesi? Questa qua, no, è francesi, se dopo. 4 ora? E Verdone da dove saresti? E se qui Verdone, anche di Bresciana Verdona, di questa qua che hanno anni, che è di tutti i colori immaginabili. La Bresciana Verdona? È tutta Sassi. E dopo che c'è la francese? La Bresciana proprio, e qui è tutto un topo, capito? Tutta una piera come che hai visto che è Fullana, è francese. A Fullana è francese, a Fullana sarebbe nera più scura. È scura, ma perché a Fullana è abbastanza buona o no? Sì, è buonissima, è una buona pietra, Altri però tu hai ritolto a Gavesa qua. Gavesa, Fullana è francese e questa Bresciana Verdona. E
Qual è il migliore secondo me? Oddio, adesso, cioè, la francese per armazenare il mais non va bene tanto, però se fa meno produzione che non va più grande, capisci? E poi tutto consiste nella questione della battuta. Esempio un poco Una dalle altre ora. Sì, ma dopo tutto consiste La battuta. da battuta, capisci? Ho capito. Come Ma che cosa vedi attorno a del Moea? tutto là sai il segreto. Il segreto è tutto a battuta. Cosa vedi attorno a Moea? Dove andavi Tolla? I francesi gli era una volta la vita blanca che le faceva in Francia proprio, perché gli para da Gorgi, sa che dice in montagna Gorgi, così una roccia compatta e dura, capisci? Quando che la batteva toccava mettere sui guanti, sai, perché sennò era sangue che veniva fuori, perché ogni stagione che si impiantava, vedevano che il manco con tutte le serene del ferro dentro il bar. E tutte serve di ferro, sai? E da dove state fuori? Dai ponte che si battono, perché bisogna parare i guanti e sa il sangue che viene fuori quando si E impianta. non va via questi di ferro? No, ormai si appa sempre. Allora, qua, dove mi ricordo, quasi. E guarda qua una che è grossa, stende quei mausi, dove si fa? La nostra è già fuori, la senti io? Qua si la sente nel ferro. Io mi sono rotto, porto via sto mio, la uncia qua sulla coppola, mi sono già sono andato sull'ospedale a vedere se io mi porto via anche la ferra in città, ho rotto, ma guarda, mi hanno mandato, si dava un crusca, cosa come il dottor Lazio, ma se mi interessa, ho sempre questo martello, Con tutte e due mani? il martello, come fa con una mano sola, cosa prende? Capisci? Non mi è trovato, non ha perso il braccio, io sono stato con senza e qui io non so quale Tommaso. Poi io andato fuori a casa e mi ha fatto 3 canali sulla moia da mais qua, e l'ha sudato, è andato fuori a zappare alla mattina a Rio e si è trovato col braccio perso. Io lo tiravo su così, come che tiro là, pescava su. Come è andato a finire? È andato a venire, è andato a modellino e si è fatto terapie, scosse elettriche, raggi. Io è solo l'integrale che fa adesso, è del 10%. Al 10%, Il 10% lo 9 10 che tiro via del E crusca. come mai? Sì, perché vale manca il sole di Padova, delle osservazioni, insomma, e ha detto che è meglio tirare fuori insomma, questo 9-10% del crusca. Mentre inizialmente no però. No, lui è tutto intero, capisci? E che ne fa anche adesso ancora 2 quintali intero, capisci? Perché ci sono tanti che vogliono intero, capisci? Ma mi fa allora altri Ho capito, insomma se puoi dire che la resa E quanti anni? 73, Cioè di che classe sei? 1912, Adatta tutta. 30 marzo 1912, Ecco, in qualche giorno sei? venerdì 8 marzo, festa delle donne. Anno? 1985. Cosa mi fai vedere ora adesso? Qui mi chiede lui, mi sono sempre propenso a dimostrare in parole insomma semplici Come che batte a Moea? come che si batte a Moea, sì. E ora vediamo come Procedimento insomma come si batte a Moea. Prima di tutto cosa hai fatto? Prima di battere a Moea? Prima di battere a Moea si deve passarla con un colore rosso e col passo per vedere dove che occorre di più o meno battere forte
capisci, la moia, dove che chiama, insomma, la battuta, insomma, capisci? E il colore? Il colore si fa acqua terra rossa, acqua e un peneo, se lo dà su nel passo e poi se lo spalma su nel, col passo, si passa il passo nella macina. Adesso ora... E dopo fatto questo si aspetta che si asciuga e poi con le martelline e con le punte si procede alla battitura della macina, insomma. Che pararia che mi avesse battuto poco, no? Me lo venga qua vicino qui oggi, qua che vede questo colciaro. Vedo che fondi che si taglieti. E pararia che fosse niente appena toccato, che l'ho visto che batteva ten, no? Ma pure vedo, e senti la differenza da qua e qua. Lo so io. Hai visto? Come che si sente la differenza da dove che è battuto a dove che non è battuto. Ma e ora col segno rosso io cosa che ho visto? Cosa che serve? Il segno rosso serve per vedere dove che si deve battere più forte o meno forte. Ad esempio qua che è più qua rosso. Che vedo che c'è tutta una macchia rossa, e allora certo bisogna battere o più spesso, più vicino, perché veramente le righette qua si dovrebbe farle a distanza di mezzo centimetro una dall'altra. Mezzo centimetro, tutte strisce, tutte che i tagli, tutti i tagli, così tutti i tagli obliqui. obliqui, che bisogna dare come il giro della macchina, vedo. Così capisci. Nella direzione del giro della macchina, a mezzo centimetro uno dall'altro. Con le martelline. Con la martellina, tutta una striscia praticamente oppure no, intercalare, come che chiama il battute rosso, perché capisci, ora qua per esempio, qua basta appena tagliare una santinetta, perché vedo che qua è tutto rosso, qua in là dappertutto compagno, qua invece se ne si anda più fisso, ora quasi più fisso. Dove che è più rosso bisogna spaccarlo più. Sì, se taglia più forte si mette più fisso, capisci? E bisogna battere con una certa forza. Guarda qua per esempio, che ora la luce qua, vedo che qua si vede ben poco, qua basta dare una martellata in qua in là, perché già si sente che è ruvido qua, senti qui dite che è già ruvido, vedo. E come mai queste differenze di consumo, quasi più ruvido? Oddio, adesso può darsi anche che i sassetti della macchina sia, come si dice, o più teneri o più duri, capisci, passa la differenza. Perché vedo come i sassetti salta via, proprio le stampo di tutti i sassetti vedo. Blocco unico sta macchina qua. Blocco unico. Da dove viene? Che dice Verdone Bresciana, insomma, dai monti di Brescia, che insomma, il tipo di roccia. Camonica, Trompia, non so. Da Brescia. Ma la stessa è che la storia del porfido, no, il porfido è tutto... C'è un porfido? No, non è porfido. Che roccia sia? Ma non so, insomma, dei monti bresciani là sono... Quanti anni c'è che la gasta? Madonna, non arriveremo, abbiamo trovato già qua, sai? Cioè quando? Noi siamo venuti qua nel 900. Esatto, 900. Siamo venuti qua noi, perché prima si abitava a Giavera. E non si facevamo neri? Facevamo neri stesso, ma sono un altro noi, in affitto stesso. Cioè dove? Anche qua a Giavera, sempre lassù. Sempre sul Brentella? Sì, sempre. Questo qua è il Brentella? Sempre il Brentella, sempre sul Brentella. Dopo siamo venuti a stare qua. Adesso non c'è più quell'altro mulino? No, esiste distrutti. Era appena giù del Monteo? Sì, negli Aradò, sì. Negli Aradò tutti i due finiti. Durante la guerra? Il gas messo, insomma, cessava, passava da una ditta e altra dopo. Insomma, e qua si veniva nel 900? Nel 900. E Gavi già trovata sta macchina? Già trovata qua. Bresciana? Bresciana, sì. 1 metro e? E 52 di diametro. Quanti canali ha? 13 canali e 13 lune. 13 lune, cioè è spazio fra un canale e l'altro? Sì, che si chiama luna. Luna, sì. Come si restringe, sì, come peggio fatto? Sì, da dentro a fuori, insomma, bisogna che dall'interno all'esterno bisogna che sia più profondo nell'esterno. In modo che? In modo che la farina la portata deve venire fuori, insomma, capisce? E sti cosi qua, sti allargamenti del canale qua, chi li ha fatti? Noi? Sempre Valtteri? Sempre originali della Moia, ma Valtteri dopo, quando che batte a Moia? Se batte a Moia, cose necessità di fare i canali e allora si torna a farli. Con altre martelle? Con le punte allora. Con le punte. Non con le martine.
quel ponte. Perché sulle lune qua per la macchina da frumento si batte solo con le martine, per i canali invece si adopera le punte e dopo partirà di bei lisci insomma e omogenei e allora si adopera il martello, quello che è stato usato qua perché si scarta subito come non si fa tempo a farne una luna con un taglio di un martello perché si mangia subito, capisci? C'è questa roccia qua. E va, vedi? Vedi come si mangia? Già con pochi colpi che cadevano. Già anche questo si tempra poco bene, anche, capisci? Ma si mangia subito, capisci? Però se poi lo parlano ancora, insomma, capisci? Aspetta che sentiamo. Il spessore di questa macina qua, quanto sia? 30, 40 interno, 35 all'esterno. Peso? Peso, cioè, mi era pesato, mi era cubata il geometra Bastianon e mi era calcolata che pesa 17 quintali e 50. E perché c'è un blocco, pensi, un metro cubo di ghiaia pesa 17 quintali. Dunque questa qua è roba compatta e lui ha detto che il brio peso specifico dovrebbe essere sui 17 quintali e 50. Sto buso qua centrale, come si chiama? Come lo chiamiamo? Madonna, adesso non lo Niente, so, non importa. il foro della macchina, insomma. Fuori della macchina del girante, qua siamo sul corrente. Sul corrente? E il largo quanto? Oddio, adesso non so, sarà 30 centimetri. centimetri. E ha 4 salti, come che chiamiamo? Salti, scaini. Sì, insomma, per fare che il battereo come si dice, scuote la cassioia in maniera che vada sul prodotto dentro sempre omogeneamente. Qua dopo come fai a passare il grano? E passa sì, perché i canali che viene dentro. Cioè, comunque come si chiama questa? Anaicia? Come? Anaicia. Una parola solo? Anaicia. Anaicia. E in italiano? Anaicia? Ma non so in italiano, insomma. Caspita. Noi diciamo sempre Anaicia. Capisci? Si incastra qua, questo fatto proprio da chi ha fatto la moe, insomma. Sì, fatto la moe, ma l'ho sbassato diverse volte, sai? Ogni volta bisogna che io lo sbassi. Quando occorre. In modo che cada essere sotto il PA resta giù quando che abbattenno, se che va sì. No, questo resta fermo. Questo resta sempre fermo. Sì, perché si è messo in bolla e non so per me a toccarlo, guai. Scherzo. L'avevi messo in bolla ancora in lo tempo? Quando che è stato messo qua, insomma, capisci? Da che a volte non l'avevi toccato? No, mai. Se tocca? Non viene toccato. O anche se dovesse toccarlo, perché c'è necessità di tirarlo più su o di sbassarlo, a secondo perché vediamo, quando consumandosi la moia sola, bisogna sbassare il naicer, o sbassando il naicer, perché questo qui è naicer, no? Questo si chiama naicer, dovendo sbassare, capisci? Bisogna per forza maggiore che lui lascia moia sotto, perché se non c'è spazio per l'albero immerso, capisci? Bisogna alzare la moia. Come se era qui a Naicia? E questo è Naicera. Dove si incastra? Dove si incastra. E a quanta distanza uno dall'altro sta Edomoe? Edomoe? Madonna, si sfiora. E viene sollevato anche dal prodotto, capisci? Nella velocità loro le sta sollevate dal prodotto che loro lo masina e lo rifinisce, insomma, che come che viene fuori dai lati, insomma, e viene fuori finito il prodotto. Come agireu questa qua? Come si chiama? Da destra a sinistra, come il reolio, capisci? Come si chiama questo? Come che chiamiamo? Leva, se io dico. A leva per far cosa? Per levare la macina. Per che motivo levarla? Per fare la farina più fina o più grossa. Ah, ho capito. Direi con questa volante qua. Sì, non capi altre leve. Sì, no. Per staccare le macine. Staccare le macine se hai la leva. Come? Perché, vediamo, girando da sinistra a destra, capisci? Questa caia. Lui non si vede mia. È difficile che lo veda, sa. Perché cosa vuole? Se caia minimamente sa. Perché bisogna che pensi che a Moia, quando che sei in vacanza, bisogna che sappia che passa appena un foglio di carta, sai qua? Un foglio di carta da quaderno. Sì, e se lo vedi tu. Dunque lui quando che gira 2 giri e si sa sollevata che non si tocca più a Moia. E come si chiama questo qua? La leva. Leva? Pensava che fosse un bastone come qualcosa, no? No. Qui altri invece si è fatto
non un altro sistema, è fatto lo stesso sistema, che questo si è fatto in ferro, quello è in legno. Questo è più vecchio, vero? Qui è Sì. del moeda mais. Ecco, come si chiama quello? Leva, Leva dell'ingranaggio. Leva Ma sì, no, per regolare moe e questo qua, questa leva qua. a legno, me mostri. Questo, questo che è, come si dice, la crepotina dove che si monta l'albero, che fanno attorno alla macchina sopra, però si monta sopra un asse di legno, insomma, capisci? Un asse di legno che dopo quella leva serve per alzare e sbassare la macchina, a secondo della farina la grossezza si deve fare. Mentre quell'altra si è fatta tutto in ferro. Vabbè, mai paura. Praticamente allora quel volantin de sopra, quel volante della leva, Sì, il volante della leva. se alza lì, Se alza è il perno della macchina, no? Che fanno attorno alla macchina. e come fa? Del rotante? Come fa ad alzarsi? Perché si è fatto a vita, no? Anche che altro, si è fatto a vita. Non si è fatto a vita, pastora, non ho visto. Perfetto. Il compito del scatolo è Per raccogliere la farina, che impedire che vai fuori, no? Eh. Dopo va giù, su che toia vai giù la farina. Su come si chiama? No, la viene su, va dentro su un levatore, non è vero? Dal levatore viene trasportata per mezzo delle cinghie con le tasse, viene trasportata su un'altra cochlea che la porta dentro nel burato. Ah, cioè la farina non raccoglie. Ah, per integrare si raccoglie qua. Qui che viene setacciata, invece la va Passa dentro. attraverso, come si chiama questo condotto? Una cochlea. Cochlea si chiama. Questo è un levatore. Un levatore. È levatore E il levatore. con cinghia e tasse, capisci? Con cinghia? E tasse. Come sarebbe il tasso? E bicchieri, insomma, che li porta su. Ah, vado ai tazze. Ecco, questi qua sono i tassi. Questi sono i tassi, no? E si invita la sua cinghia, una domanda e l'altra. E dove ride? Praticamente da dove parte? La viene- va dentro perché il buco. La viene dentro qua sul levatore, no? Il levatore qua nei tassi che va su, ecco qua. Questi qua sono i tassi che va attorno, e va su, Sì. e va su e butta là. Là che c'è la cochlea, che è una bissa, insomma una cochlea, che la porta fino in fondo so che è canale la va dentro sul burato e viene setacciata la farina. È sempre mossa da che energia sto meccanismo? Sempre dall'acqua. Sempre dall'acqua. Sempre Che se dalla cinghia con la cinghia. Sì, è sempre, il movimento, la forza è tutta sempre idraulica. Sì, ma da cosa si è messa in moto in particolare? Ma l'elevatore, Da una cinghia che viene dalla trasmissione. da quale trasmissione? Qui in fondo che ho visto qui. Qua che c'è la cinghia, Sì. la sopra che mi intriga. Una cinghia che passa sopra che il buso va su a poveglietta basso e viene qua sopra. Sopra qua la fa girare. Questo qua? Questo burato che è sempre stato anche una volta, insomma. Sempre. Ma sarà da quando che si venivano i valti qua? Sempre stato. Però Sempre. secoli romani. Sempre stato. Se no una volta lo facevano anche a man forse. Una volta io setacciava a mano, ma abbiamo che parliamo allora dei centenari di anni fa, insomma, capisci? Oggi ancora. Mi scappa mia maita. Non sei stufo? Mi? No. Prima sento battute non la metto mai giù. Quante che aveva fatto adesso? Non mi contare? E ora come fai a dire? 8 so, perché mi no avanti finché avevo finito.
Quasi dura un minuto però. Se io sto là a mettere su ogni 2 minuti, sì siamo a posto. Poi mi perdo tempo così. Ma ovviamente c'è giù e davanti finché non finisce la luna. No, finché non finisce una luna. Finché posso andare avanti, insomma, che non... Però ha detto che sarebbe andato avanti finché Sì, se non mi mi andava avanti. Questa qua ieri è completata dopo. No, sì, quando che arrivo a quel fondo? Non la passa altre volte? No, basta dopo. Da cosa lo vedi? Perché è tutto ben scanato. E ciò, vediamo. Ma vediamo che non si è battuto per tutto compagno, perché per esempio quando si è battuto, là no, qua neanche, vediamo. Dove che noi siamo? Perché se deve battere, e perché con poca luce non che vedo tanto. Dove Ma, è rosso, mega detto. sì, ma bisogna battere, per esempio, io vorrei veramente proprio sbassare, perché qua che si vuole tanto, perché vedo che segna tutto quanto, quasi tutto uguale, capisci? Che io vuole battuto più forte, capisci? Un altro pochettino. Le conta e vuoi battuto, poi vedrà. Se lui se non sta nel rio, mi batta e lui a contarle. Che mi intriga invece adesso. 81. 81 andavi avanti, ormai è finito da qua. Insomma, mi è difficile che metta su prima descendo colpi. Capisci? Ancora più fuoco ogni tanto. Eh sì, ma vediamo qua. Vedi che sei qua impianta la schiena di ferro, vedi? Madonna. Ah, vedi? Mia, ma no, sei di ferro, che roba di ferro, di ferro. Ma da dove si salta fuori? Veniva via qua, no? Qui che io dentro, vedi il sangue che viene fuori. Qui che io dentro qua sulle mani, da dove sei, veniva fuori. E senti sta qua che grossa che è. Me l'ho fatta sentire che altra volta. Ah, bravo, ecco. Ma non puoi metterci un paio di guanti? Se capisci, ma d'inverno sì si potrebbe lavorare con i guanti, ma di sta che è caldo cosa fai? Va bene, non la batte una volta all'anno. Sì, ma e con i guanti se va bene. Questa battono una volta all'anno e quella che batto ogni 3-4 mesi. Qui è di mais. E quando si viene a cacchiata Moia parliamo ancora da nuovo che era ogni domenica che si batteva in Moia. Perché? Perché è lavoro, e vedo il sangue che si perde. Vedi? Ostia. È come il colore rosso quello? Vedi come che viene fuori. Giovani, si fatica chi fa questo lavoro? Sì, vedi come che viene fuori. Questa che vuoi ciappare. Non volevo prima da una via. Quanto che mette ora a finire la moia? La batta una Moia. Se continuasse con quel ritmo mi vuole una bella giornata grande. Continuando con quel Sì. ritmo? Una giornata di che ore? Di quante ore? Partendo a che ore? Manco 10 ore, ma 10 ore. Di seguito? Sì. Parle tutte due? Per fare tutto sì. E non sei... Crescente anche. Non sei anche Ma pericoloso? uno che è pericoloso per cosa? Uno che c'è? Dice. Uno che è pratico, sai, perché uno che non è buono. Segnare inutili, insomma, perché neanche non riesce bene la battuta e non viene fatto bene, insomma. Capisci? Perché bisogna avere una santa esperienza per battere. Non è mia come il battere super un tocco di croda, perché la moia la deve macinare e se si battua fina è come che va bene, se masna tanto e se no, se si fa abusi viene fuori a tocchi e non si masna. Questo è tutto il problema. La forbità insomma E non masenando c'è uno svantaggio per altri o... non masenando? Cioè, se viene fuori più crusca, viene fuori... No, non è che viene fuori più crusca, no, viene fuori il prodotto come che va bene, non fa farina come che va bene. Capisci? È una roba, se si deve pestare su è un conto, ma se le da far farina è un altro. Ma nel caso la mola non sia battuta bene, chi ci rimette di più? Il mugnaio diciamo o l'agricoltore? È il mugnaio che rimette. Perché? Perché non viene fuori il prodotto bene, lui che tocca fraccare la moia per fare il prodotto, come che andare? Capisci? E quindi fraccando la mola?
brucia le farine, brucia le vitamine, viene bruciare le vitamine. Che rimette ai contadini che regala il prodotto. Si sa. Non il Moner. Ma anche il Moner perché cala di più. Perché sul sfregamento che sorte fuori anche il caio. Perché viene consumato. Caio di farina, quindi di farina, un po' peso. In più che si rovina anche la moia. Se rovina la moia perché è inutile, rovina il batuo. Capisci? C'era il crema dopo non so quando, ma la sua biadene come si chiama dopo avvenire su a Volpago, Selva e Giavera, capisci? Le conte durante la guerra che diceva, durante la prima guerra mondiale. Sulla guerra del 14-18, con questa moia qua da Formento, noi si immaginava Formento per fare chi dopo faceva il pan per i militari. Sempre ora, pronto. Capisci? Perché c'era una moia buona e la farina insomma, che veniva fuori da qua la che rendeva molto per fare il pane. Notte e giorno diceva? Sempre, sempre. E che c'era il pesatore, il formato io portavo qua e veniva a pesare durante che andavo dentro nella macchina. Come sarebbe a dire? E c'era il pesatore solo alla macchina, capisci? Cioè era uno strumento? Un strumento, sì, il pesatore, sì che dice. E per che scopo lo pesava? Perché lo pesava quanto che se ne immaginava, perché loro io portavo qua e non li si immaginava e via. E gli eri pagati normalmente? Pagati, sì, pagati. Quindi che avevi fatto anche abbastanza un guadagno? No, il guadagno, su quel momento acqua solo. La macchina. Comunque il mulino che ha sempre funzionato? Sempre funzionato, sempre. Era l'unico qua durante la guerra, però era altri? Perché c'erano anche degli altri, ma insomma, sa. Sul momento qua si era proprio sulla zona militare che si dovevo scampare tutti da qua, tutti quanti i profughi, io portai fino in Bassa Italia. Ecco, mi dice invece un'altra roba a proposito sempre del macinare, a Canizzano, vi risulta che in altri mulini sì, anche a me sono andato. In che occasioni gli andava? In occasioni che era chiusura di acqua o per circostanze insomma impreviste, capisci, che si era la plantea, e loro per forza si era costretti per non restare là con tutto il materiale, insomma, con tutta la roba da almacenare ferma, perché la gente correvano. Noi erano mesi loro e poi chi ne mangiava che mai più, perché se tra pan pensava mia mangiare.
capisci? E ora per forza si era costretti ad almacenare dove che era l'acqua. Cioè dove andavi Valtteri? Sui mulini dove che azionava che si era sicuri che era l'acqua, capisci? Qua nella zona? O Quinto, o non so, in tante altre parti. Anche sul Sile andavate? Anche sul Sile, sì. Da qua in fondo? Per Bacco, partiva qua carretta carica dei sacchi e col cavallo, perché loro non vedevano mezzi di trasporto meccanici come chi è adesso, e lei si stava via tutta una giornata per almacenare la roba, e poi si tornava in Rio e il giorno dopo si consegnava. Purtroppo. Anche sul Sile? Anche sul Sile. Canizzano? Sì, sì. Dove che era la possibilità di almacenare, insomma, acqua, perché tutti i mulini lavoravano abbastanza, capisci? Perché non che c'erano i mulinetti come che c'è adesso per le case, che i contadini si fa tutto quanto ori, perché non ha fiducia del Muner, anche pur chi spende di più, ma basta che farsi loro, capisci? Ma cavalla o cavallo? Cavallo, o cavalla, conforme che era, capisci? Di solito che avevi a cavalla o il cavallo? Sì, insomma. No, maschio o femmina vuol dire? Dio, adesso là, capisci? Non dice che ne aveva 4 cavalli, e se aveva 2 maschi? Eri tanto, avevi un buon parco. Perché avevi tutti questi cavalli? Perché se lavoravano, capito? E se andava sui i sacchi per le famiglie. Una volta si faceva il giro alla mattina, si partiva con un cavallo, si andava in giro per tutte le famiglie del paese, capito? A raccogliere tutti i sacchi che bisognava. Dopo pranzo si almacenava e la mattina Rio si tornavano a portarli, e se passava sulle altre famiglie dove che non si doveva passare, a raccogliere ancora nuovo, sempre con la musica ogni giorno, si andava a sacchi. Non erano i contadini che venivano qua? No, perché qui distanti, senza mezzi cosa vuole, gente che avesse tanti mezzi, capisci? E se no, chiunque aveva qualche musetta, allora veniva con la sua musetta, con l'asino, insomma. Ogni Muner andava a fare il suo giro? Sempre, tutti, andava a fare il suo giro. Avevi un po' di concorrenza fra di voi? Per forza, sono tutte cose, capisci? Anche allora che c'era la sua concorrenza, perché o che si almacenava per meno, o perché era la preferenza anche della famiglia o chi lavorava meglio, i muneri, capisci? Sono tutte cose che sono sempre le preferenze. Valtteri che avevi un buon giro qua? Beh, abbastanza, insomma. Abbastanza, perché se aveva 2 moe che almacenava tutto il giorno, e durante la notte si almacenava. Era credo qua praticamente? No, 3 ne c'era qua. Ah, 3. Sì, perché il posto del laminatoio era un'altra macchina. Domoe diceva? 2 moe per il mais e 1 per frumento. Immaginava sempre quei domoe da mais? Sempre? Notte e giorno? Sempre, perché se aveva 2 ruote qua, non una sola. Sei mega dito. Ma perché notte e giorno immaginava? Perché c'era lavoro, no? E chi che stava di Dio? Notte e giorno? Ma qua c'era la mia padre, c'era la mia fratelli, c'era anche 2 servitori, se aveva. Come pagavi questi servidori? Adesso si pagava, mettiamo il caso, che c'era qui che venivano a almacenarsi roba a metà macinazione, capisci? A metà molenda, si diceva, la molitura, insomma, metà molitura, e il prezzo che veniva tolto, insomma, che chi pagava soldi, chi pagava in genere, capisci? E allora ai servitori o che si pagava con la metà della molenda, insomma, della molitura, capisci? Oppure che si pagava in soldi. E dove dormivi? Eri qua del paese oppure dormivi qua in casa? Era qua del paese e se ne aveva anche uno che dormiva qua in casa. Venivi da fuori, era quello che dormiva qua in casa? Sì, insomma, distanti, insomma, gente insomma, che aveva bisogno del lavoro e che sapeva fare i mugnai, così. E notte e giorno? Per forza. Quello di mais? Sempre. Perché i bestie che non c'erano una volta, è roba incredibile, perché ora qua che c'era estate, di contadini c'era piene di vacche, e gli tenia 2, 3 per 6 per famiglia, adesso non vede più né vacche e neanche per 6. Ma resto mais, ieri per gli animali? Per gli animali, no? E anche per le persone? Certo, ma lo metteva il mais bianco, quello per mangiare le famiglie, capisci? Come nutrimento, come alimentazione. Io usava il mais bianco, che qua in una zona che tutti pensano a mangiare la farina bianca, pointa bianca. Varietà? Che varietà? Oddio, che c'era il bianco perla, che c'era il bianco normale, l'anno strano, 2 o 3 sorti, insomma, che loro non vedevano neanche tutta
come si dice, concorrenza dei ibridi che sono venuti fuori dopo la guerra. Invece, mi dice che aveva tanta fiducia ai contadini delle volte dei Muneri. Perché? sa, aveva fiducia perché diceva che gli faceva potacci, gli buttava dentro altre porcherie, capisci? A lei. Cioè? Ma la questione era perché il mugnaio, poveretto, che è un mestiere molto misero, vero? Per stare dentro doveva fare che robe, capisci? Perché qui che aveva bisogno di almacenare non gli pensava di pagare tanto, capisci? E allora per forza gli era costretti Cioè cosa ai soprusi, insomma. Cosa mettevi dentro? Oddio, mia che si buttasse dentro porcherie, insomma, altri prodotti che gli erano lo stesso buoni per mangiare le bestie, capisci? Ma tanto per poter stare dentro con la macinazione Cioè, e poi spese. Mettiamo invece se mais, metteva cosa? Mettiamo? Se mais, non so, metteva magari dei tutuli o non so, o prodotti più scarsi del mais, capisci così? Sorgo, non so. O sorgo, sì, insomma. Perché, e questa roba da mangiare invece cosa si poteva? Qua davanti sopra a guardare qui oggi, stare attenti che il mugnaio non che cambiasse o che non che buttasse dentro farina più scarsa, capisci? Così? La sfiducia, insomma, capisci? Ma però la farina più buona era sempre la pointa più buona era sempre quella, la prima del monello. Come sarebbe a dire? Perché anche mischiando anche quelle mani, sapeva che era creato che la guardava e impeniva le mani di farina, dopo si portava da una parte a cos'altra, no? Capisci? Perché se fatica a fare uno che ha un'arte, perché chi arte non sa fare, bottega sera, gli dice no. Già. Mi spiega questo discorso? Come? Già, mi adesso che mi sono qua a farina, no, sul mesà, che mi sono a farina, no, impinisce le mani, no, qua, dai giacchetta, no. Già, in 2 o 3 colpi in porto via 2 o 3 chili, no. Come si chiama a proposito questa storia qua? Mesara? Mesà. Mesà. De cosa, de che inisi volevo mandare qua? Questo è rovere, il poggioio qua. Come chiamavo questo? Rovere del poggioio. In dietro qua, è il vostro... Insomma, ha un nome? no, insomma, non Cosa so. che chiamavo? Non so, non è, insomma, capisci? E questo? Cos'è il mesà? Si dice il mesà, insomma. Che sarebbe dove che vi Dove che viene giù la farina? Da scatole? Da scatole, sì. Scatole Una volta non vediamo i scatoli. No, quando... Una volta la farina, in fianco ai moi, dalle pareti alti, no, 60-70 schei, capisci? E dalle pareti alti, ognuno che aveva finito la farina, ma anche il contadino stesso, andava dentro qua a scuola, la scuola su e si faceva andare dentro sul sacco. Sì, ma questo mi sa. E dopo andava sopra sto buso, come si chiama? Sopra il buso che andava dentro sul sacco. Beh, qui sì, non si dice a ciodera, come per dire, le due che si picca il sacco. A ciodera? Arrivo qua, piccolo. Esiste ciodi appunto per piccare i sacchi. E ora che era queste pareti e i contadini... Dopo, man man... Ma è scatole, quando lo hanno fatto? Quanti anni fa? Dopo, non so, anni? Beh, sì, ma 100 anni. Io parlo ancora di 300-400 anni fa, non era stato... Sì, no, 300-400 anni fa, si ricordava mio padre è morto nel 47, aveva 87 anni, e lui si ricordava che andava qui i piedi dentro, attorno a Moia, a scuola la sua farina, capisci? Ognuno che aveva finito la sua partita si buttava dentro l'altra e allora parava su tutta la farina. E il mesà invece che ignoseo? E se tengo di abete? Questo qua è leggero, questo qua sì. Sì, questo sì, tutte le tavole di abete sola, ma sotto così toioni che viene porta su a Moia, che tiene a Moia, no? Come si chiamano i toioni che porta su a Toia? Dio, non so. Il castello, tutto insieme. Tutto il castello, insomma, tutto quando, come si dice, tutto il pavimento completo. Il suo piano dove che si basa a Moia. Qui sei in rovere ora, questo basamento dei rovere, io non so neanche dire che mi sei rovere, qui no, non siete rovere. Chi travi qua? Qui dei arici, i travi deportata, e questi qua sotto, chi toioni, guardiamo che li stanno per qua. Questi qui qua, dell'arice qua, questi l'arice, i toioni qua. Sì, l'arice va bene, però i grossi 10 schei, capisci? E tutto l'insieme di queste toe che porta i macine si chiama casteo.
Casteo sì che porta le macchine. Tutto sto complesso. E la macchina con i suoi ingranaggi completamente tutto assieme si dice palmento. E due macine, cioè un Sì, palmento se le due macine. Le due macchine, compreso il suo ingranaggio, il suo albero e tutto quanto. Vabbè, e ora dato altro da domandare? No, solo la frequenza che venivano i contadini a macinare. Ogni quanto tempo venivano a macinare? Allora per solito uno si macinava la farina in grano, insomma, che gli bastava 7-8 giorni. Insomma. 7-8 giorni. Diciamo che una volta ogni settimana. Ecco, una volta a settimana, capisci, per averla sempre fresca il prodotto, capisci. Però quando che era fresco proprio il grano, gli veniva anche più spesso. Anche più. Sì, perché sennò rizzapava l'odore la farina, capisci. E quanto facevano in quantità? Quanto facevano macinare? Adesso, secondo il bisogno, secondo la famiglia, se era per macinare per mangiare la polenta, ovvero secondo la famiglia in quanti erano, macinavano quel quintativo, o 30, o 40, o 50, o un quintale, anche un quintale 20, capisci? Secondo in quanto, perché una famiglia che era qui, erano in 18 persone, avevano mangiato un quintale a settimana. Farina? Sì. Di polenta. E cioè, mangiava polenta 2 volte al giorno, sai, e la mattina anche fa 3. E pane quando lo faceva? Pan, sa cosa che diceva una volta, mi pare vecchio, insomma, che i contadini facevano il formento da pagare l'affitto e il paron, vero? E il pan per la sagra, che sarebbero stati i festeggiamenti del paese, vero? E la samenza, capisci? Dunque io mangiavo una volta o due all'anno il pan. In occasioni proprio straordinarie, o sono matrimoni o sono una festa, capisci? Ma produceva poco la Produceva terra? poco terra, perché era coltivata solo che, come si dice, biologicamente, insomma, solo con letame. Non era come adesso che si sai, una volta più di 7-8 quintali di frumento non li faceva mia, sai? Adesso con i prodotti Con che... quanta semenza? Gli faceva 7-8 quintali? Con 80-85 kg Un sacco di semenza per ogni 5.000 metri, insomma, ogni campo. Un sacco per campo, diciamo? Sì, un sacco, un quintale 85 o da 85 a un quintale, insomma, per campo? per campo. E veniva fuori su un campo Che- quanto? Dopo gli faceva 8-9 quintali a secondo, e masnava bepi. Proprio che, Fatica che facesse queste che parti. coltivava tanto, capisci? Molto fatica. Sino al solito il qua- massimo arrivava a 7 quintali, 7. capisci? Del grano, del frumento, insomma. Ma gli era anche a terra particolarmente arida qua forse? No, no, a terra di qui... Così buona, buona. Le quanca adesso qui... E adesso è quanto questione- produci a stessa terra? Sul stesso campo del adesso sul stesso campo gli fa 24-25 quintali. Però che butta tanto che mi... Però gli va dentro con 10-12 quintali di concimazione chimica. E dopo se le si vengono fuori i cancri. E qui è l'equilibrio della terra che viene. Per cosa faceva pan biologico? Ah, poi il foraio così gli butta i sai e gli butta anche, come si chiama, l'urea, perché le bestie siano sempre come si dice, in premeditazione, insomma, capisci? Perché abbia produrre più latte e viene sfruttare. E dopo che carne si mangia? E che latte si mangia? Non tutto, perché mango in Francia è libera che storia degli ormoni e qua invece lo fa abusivo, magari neanche tanto io fa. E quindi non avete controllo? Esatto, sul mio piccolo no, non trovo che roba è, perché mi fai qua intorno, che un po' lavoro che fa, ma i grossisti che va sugli allevamenti è evidente che io trovo che lavoro là, nessuno li vede, nessuno li sente, e quello è il problema. C'è quasi peso a Francia, è meglio? No, le peso qua perché non è libero il discorso che io fa abusivo. Perché là mango te sa che io fa, le regolare insomma. Mango per legge là che io fa. E invece qua io fa e che ne tante io fa e nessuno dice niente, buongiorno. Era il 12 marzo 1985. 13 marzo 1985. Pronto?
Pronto, buongiorno signora. Perché se era solo, perché qua c'è oggi qua? So, mi domando scusa, sono sempre Pavan Camillo. Mi dica. E voi, zio casa, signor Ernesto? Lei sull'orto? Porco cane. Cosa vuoi? Perché Sodrio scriva quell'articolo famoso e mi mancaria un'informazione su quanto che costava immagine e moe. Che è una roba molto importante che mi so smentegare ieri. Ah, Maria, qui no, adesso che vai a chiamarlo? Un momento. Se mi fa un piacere. Pronto? Sì, buongiorno signor Bianchetti. Mi dica. Ma ho disturbo anche sull'orto, Neanche hanno asso in pace. Porte pazienza, ma proprio mi sono smentegare a domandare che è una roba molto importante perché ho letto anche su un libro che immagine che aveva un valore molto elevato e era quello che determinava quasi il valore del mulino anche. Per forza, neanche parlare. Ma vedi, non ho mai avuto modo di dover comprarne. E quindi neanche, non ho neanche la cognizione di cosa che può essere costare nell'ora e neanche adesso. Cocan. Perché io le trovai così, insomma. Sì, non andiamo a trovare il mulino qua, insomma. Non sentiva neanche a dire dai suoi vecchi, non so, da suo papà, da suo nonno. No, capisco, perché vado adesso anche, se mi adesso che dicesse 3.000 lire l'ora e un po', cosa viene a computare, capisco? Ho capito, cioè non mi sa dire nessun punto di riferimento, insomma. Non saprei dire che sono un po'. Niente da fare. Ciò. Vabbè, cioè questo è... Forse là domandandomi là a Sant'Angelo, loro che gli doparava sempre tante moe perché immaginava botui, no? E ora gli doveva comprarne sempre. Può darsi che loro io sappia. Ho capito. Comunque capisco, una moa, faccio conto, mica qui stava formando la basterà la vita di 20 persone di questo tipo. Ma se c'è che altre furlane, capisco, la durata minima, capisco, perché ne ha un spessore il compagno di questa qua. Che è una bresciana Verdona. Sì. Sì, bresciana Verdona. Bresciana Verdona. Capito. Mentre che altra che ho per il mais, che è una furlana, ho incapeava, ma se poi avanti ancora 5-6 anni, capisco. Sa che ben che... I francesi invece le fa in cemento e dopo gli mette solo i pezzi di crolla là dei monti vostri, capisco, che è una crolla dura, ma gli mette uno spessore al massimo di 10-12 centimetri, capisco. Ma penso che come a sua che ne sia pochi in giro. Insomma, che sappia mi no. Se avesse visto che ben che se viene fuori fotografie. Credo, so perché mi ho visto quelli del mio figlio. Ah, e ora sono contento. Adesso... No, ma voglio dire, a tutta quell'orino. Spero che venga bene anche il filming adesso, bisognerà aspettare un 15-20 giorni che lo sviluppi. Va bene. Volevo dire un'altra roba, e ora il costo va bene. Tutto quel meccanismo là, quel muineo che fa muovere a Cassioia e il Battarelli, come si chiama quel primo muineo? Muineo, si chiama? Muineo, insomma. Ah, è muineo, sì. Muineo, sì. Muineo. Serve per tirare su e giù a cordetta. Sì, sì. Muinello e cordetta, insomma. Non altri nomi particolari. No. E a Toia sotto, che mi ha detto, dove che casca farina, come si chiama? Mesà. Mesà. Mesà, sì. Non mi ho quasi detto, ma bisogneria che andassi ad ascoltarmi adesso. Sa che ho sotto mano. Mi scusi di nuovo, forte pazienza. Saremo in paradiso. Ecco, bravo. Va bene. Grazie, Buongiorno. Grazie. Pronto? Sì, buongiorno, parla Pavan Camillo. Gavaria bisogno di parlare col signor Antonio, per cortesia. Permetta un momento. Grazie. Pronto? Sì? Senta, non abbiamo qua a portata di mano, c'è il muin di A. Se vuole attendere un momento il telefono mi va a Mario. Se non sei proprio impegnato, è una roba abbastanza... Sì, ora sta là che mi va a Mario. Se è possibile, mi fa un piacere, grazie. Sì, prego. Sì,
Sì, pronto, buongiorno, sono Pavan Camillo, mi scuse che venga disturbando ovunque. Non mi sono mai ricordato di chiedergli, e Moe, quanto è che costa? Perché ho visto che costa tanto su qualche libro che diceva che era quello il valore del mulino vecchio. E Moe 9, Sì? ormai costava, ma i tempi ormai sono finiti perché sarà 15 anni che ne compriamo le 9. Quanto sarà? 15 anni? E quanto costa ultimo? Io le costavo sui 500.000 lire. Ah, ho capito. No, non era un gran costo, insomma. No, Ma e quelle proprio da frumento invece, quanto costava quelle? qui costava forse meno, Come? forse costava meno qui. Quelle da frumento costava meno? Sì, perché era più liscia, la roccia era qua in Conitana, noi era francesi, noi era, mi spiego. Ah, ho capito. Invece quelli da Botui costa di più? Beh, qui da Bodi sono stati francesi, una volta era friulano, qui che era 300, ma il prezzo demo ormai se sognemo perché sarà 30 anni, ultimamente compriamo i sintetiche nuovi, possiamo venire dalla Germania, però non era paide. Perché io sta trasformando un po' tutto, Ho capito. perché non si trova più uomo e giusto. E sintetiche addirittura? In che senso sintetiche? Sintetiche passiamo con il granito, col cemento, gli mettiamo dentro delle dosi speciali, specifiche, in modo che si unisce in modo da farla rendere porosa, insomma, E non occorreva più batterle ora qui? sempre batterle. Io le al posto di una roccia viva, formata e tutto, e così è come fare il cemento armato. Ho capito. Al posto della gara gli metteva dentro una specie di roccia dura e dopo gli metteva dentro al posto del cemento gli metteva dei concentrati, gli metteva delle robe in modo da legarle bene e veniva una roba porosa. Come quella che se fuori dal mulino? No, qui è naturale, qui è saria. Beh, il cemento che lega c'è un punto, ma se no qui è proprio una roccia francese qui è fuori del mulino. Quella dei francesi? Qui è il francese. Che serviva sempre per Botui però? Era perché era un turco, abbiamo passato altri a botte perché si addiceva di più, insomma. Ho capito, ma i canai, che tipo di canai gaia qui? Canai si passava, no? Bisognava siccome nella sfera del cose, bisognava fare i canali a mano, quel ponte, vero? E perché sennò la farina non andava fuori, se non aveva canali. Ma se piatta lì siamo, Sì, ora i suoi canali. D'accordo, ma quella da Botui, gaia i suoi canai anche quella da Botui? Sì, tutte le canali, Mi pare che quella che sia fuori non ne beh, capisco. può darsi che se stai ormai esaurito, consumai, se no vuoi una specie di, anche come una centro di ore, insomma, che se dai 6 agli 8 canali ognuna. Certo. Va bene, questo qua volevo sapere, me ne spiace averlo disturbato. No, non importa, sei in gabinetto, avevo, non importa. Arco, canna, addirittura... beh, guarda, basta. Dai. Che giuro che è l'ultima volta che non puoi stare. No, ma non importa. Bon, Dai. grazie, mi scusi di nuovo. Sì. Arrivederci, buongiorno. Pronto? Sono Pavan Camillo. Ho capito. Oh, quante edizioni tiro? Una di monegata. Buon, bravo, così mi piace. Ma lavorai a ogni ora, madonna? Per forza bisogna lavorare. Quanti soldi vuoi fare? Se arriva l'acqua e siamo qua col mulino tutto per aria. Ah, poi cambia. Ora domando scusa rapidamente perché ho ascoltato la registrazione che ho fatto, no? E mi hanno detto le molese 35 cm all'interno e 40 all'esterno. No, 40 nell'interno. Ah. Ma di cosa? Di grossezza? Sì, di grossezza, di spessore. Non ho capito questo concetto qua. 40 nel centro 40 nel centro, e 35 all'esterno. perché 40 cm in centro? Perché è se colma, solo che sia fatta così. Ah, è colme. Sì. Ma tutte e due se colme o una se colma e che altra Tutte e due. è se colme verso il centro? Sì. Invece che altre se piane, se tanto grosse dentro che fuori. Non ho capito. Sì, non ha importanza che roba è. Cioè,
la moda questa che si è fatta così, insomma. Ah, cioè non è che sia fatta come che si incastra, cioè quella sopra è più gonfia al centro e quella sotto che riceve questo gonfiore, hai capito? No. Nell'interno, dove che loro immaginano, le piane uguali? Sono uguali, anche all'interno, non sono più sottili all'interno. No. È giusto a livello? Non capisci, le combacce giuste, insomma? Le combacce giuste, non c'è che sia una concavità all'interno, no? No. Le combacce che lui ci passa due piastrelle e le mettesse una sola l'altra e le giuste a livello. Sì. Sì. Ho capito. Qui è la parte esterna, insomma, capisco che è più colme. Sì. Le fate così, insomma, capisco. La sua roda, insomma, la sua macchina che è così più grossa al centro. Sì. Qui ma qui altre in genere le tutte a livello. Ecco. E al centro non c'è nessuna, insomma, differenza? No. Ho capito. Vabbè. E i canali fra de ori, quando chi gira, quando che a ruota di sopra gira, si interseca praticamente con che altri canali, cioè se uno contrario che altro? Contrari, sì. In modo che la farina va fuori? Sì. Non ho capito. Porta fuori. Ecco. E un'ultima roba, anche se io uso sempre impressa, ma se potesse spiegarmi di nuovo perché girando veloce a Moia apporta un danno, diciamo, per il produttore? Perché la brucia le vitamine e le proteine. Ma oltre a questo, che c'è anche un calo di produzione, allora? No, perché c'è un calo di produzione quando che a Moia la macchina poco. Capisci? Sì. E ora si mette più tempo, perché se mi un quintale mettiamo caso che metto 20 minuti a masnarlo, e se dopo invece perché a Moia una zeba tua che metto mezz'ora o tre quarti d'ora, ne capirai ora. Capisci? Il prodotto quanto che va a fare. Ma capisci? Praticamente ora che chi rimette, vuoi dire, girando più veloce le ruote? No, le macchine. Che rimette siamo noi che rimettiamo nella questione di calo, se la macchina meno o capisci? Trattando che non è tua. Non capisco. Ecco, capisci? Cioè è un po' un problema, comunque spero di aver capito abbastanza. Bon, o adesso andare a lavorare, mi scusi? Bene, grazie. Grazie, arrivederci.